Bocciato l'emendamento proposto da Leonardo Padrin che avrebbe bloccato a 2 i mandati per i consiglieri regionali del Veneto con effetto retroattivo per gli attuali consiglieri. Lo stop dunque ora parte dal 2025. Coloro che siedono a Palazzo Ferrofini si possono ricandidare per la terza volta. Una bocciatura che mi amareggia perché secondo me è stata ispirata da interessi soggettivi dei consiglieri che avevano già superato i 2 mandati. Dall'altro però è passato un principio che prima che lo proponessi sembrava una cosa marziana o lunare, cioè che anche delle cariche elettive abbiano un termine, perché in questo modo si evita che il troppo rimanere nello stesso ruolo produca incrostazioni oppure costituisca un vantaggio per chi invece vorrebbe accedervi sempre attraverso il voto popolare. Una decisione che potrebbe però ritorcersi come boomerang per i consiglieri che vogliono riproporsi per la terza volta. La parola ora spetta agli elettori. Certamente in un momento nel quale va a votare il 50% è molto facile che chi ha fidelizzato un piccolo gruppo di elettori, magari beneficiandolo con il proprio lavoro di consigliere o di assessore, riesca a prevalere rispetto a chi deve partire da zero. Quindi chi è all'interno del palazzo oggi ha degli strumenti che gli permettono di essere avvantaggiato. Una posizione da outsider nell'ambito di Forza Italia è quella di Padrin anche sulla riforma elettorale. Io sono convinto che i cittadini abbiano il diritto di scegliere all'interno di una lista che rappresenta l'area culturale alla quale appartengono i candidati che più permettono di rispecchiarsi, quelli che ritengono più affidabili. In sostanza con questa riforma che sta per essere approvata si cambia tutto per non cambiare nulla? Diciamo che è una riedizione del Porcellum e alla fine limita gli eletti dal popolo rispetto ai nominati a un numero insignificante rispetto ai grandi giochi.